Diego Aspruni. C'è il microfono. Ho preparato un arredo, ma a questo momento la nostra mostrata oggi pure un alto grado di civiltà, arredo dei problemi che la pertoccano. Ecco, nel giugno del 2017 io ho votato questo consiglio comunale. Ho votato Peppe Ciccolini 10 anni fa e 5 anni fa. L'ho votato perché diceva che avrebbe cercato e ascoltato i bitesi, tutti i bitesi, anche quelli lontani da Bitti. Il 30 giugno del 2017, il giorno dell'insediamento di questo consiglio comunale, ho chiesto al sindaco quali limiti esistessero all'avanzare della centrale eolica ormai presente nel nostro territorio. Avevo fatto questa domanda perché nel programma elettorale e nelle dichiarazioni programmatiche nessuna parola era scritto su questo. Eppure sulle alture erano già visibili decine di pale eoliche. Il sindaco mi aveva risposto la sera dicendomi che il Consiglio appena eletto non aveva ancora affrontato questo argomento. A distanza di 8 mesi da quella mia domanda, adesso, il 14 febbraio del 2018, siamo venuti a conoscenza dalla stampa di un progetto industriale che riguarda i comuni di Bitti, Orune e Buttusò. Un progetto di una grande centrale eolica che per le dimensioni costruttive, per la quantità degli investimenti, per i danni previsti nei territori interessati ci riguarda tutti. Così però come ci riguarda il grande numero di pale già sistemate, quelle del mini eolico, pale da 59 kW, pale ormai già presenti per una potenza totale di 2,5 MW. Queste non sono pale per l'autoproduzione di energia per le aziende agricole pastorali, quelle per intenderci da 10-20 kW, che servono per le aziende o dovrebbero servire per le aziende. Quasi tutte queste pale già installate sono impianti industriali di proprietà delle società eoliche, tutte diverse, come diceva Peppe, una decina mi pare, le società. Esse non sono un valore aggiunto alle aziende, non portano un miglioramento nel lavoro dei campi, tolgono però valore al paesaggio, che è di tutti. Sono solo fonte di ricchezza per le società multinazionali. Poco o niente di questa ricchezza viene investito nei nostri paesi. Perché le abbiamo accettate? Se non abbiamo un progetto sul loro utilizzo. E perché dovremmo accettare ora questo nuovo insediamento industriale da 45,05 MW, come diceva Cristian, senza che per noi ci sia un progetto per il futuro? Perché dovremmo? Sappiamo che questo impianto sarà fonte di grande ricchezza per una multinazionale. Ricchezza calcolata in centinaia di milioni di euro. Italia Nostra, nelle sue osservazioni pubblicate oggi sul sito del Ministero, ha calcolato 300 milioni di euro in 20 anni. Al contrario,
i nostri paesi subiranno un grave impoverimento nell'immediato e anche nel futuro. Qualcuno dirà: nel mio terreno ho diritto di decidere io. Noi le ascoltiamo queste persone perché fanno parte dei nostri paesi. Però se una cosa simile dovesse accadere, allora questo non sarà più un paese, non sarà più una comunità. Non lo sarà più perché non avremo progetti comuni nei quali credere, perché ognuno agirà solo per sé. Ecco, saremo un feudo nelle mani del feudatario Siemens Gamesa, residente a Madrid o a Monaco di Baviera. Alla prima occasione questo feudatario ci venderà ad un altro signore, cinese, coreano, russo o magari del Qatar, che va tanto di moda in questi anni, come succedeva 500 anni fa, che ci vendevano per eredità. Nel sito ufficiale del nostro comune, alla prima pagina è scritto: è il canto a tenore che fa di Bitti il luogo dove si sono conservate le tradizioni. La sua importanza è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio intangibile dell'umanità. Patrimonio intangibile dell'umanità. Noi abbiamo, riconosciuto dall'UNESCO, un patrimonio da difendere e da mantenere in vita, dunque vivo. Però come e che cosa potremo cantare con i nostri nipoti o figli? Mi dite come e che cosa potremo cantare? Con questi pali da 150 metri conficcati nel cuore di nostra madre terra? Senza motivo? Senza motivo, infatti, senza un futuro per noi. Nei primi anni 70, Rovelli, con i soldi del piano di rinascita, costruì stabilimenti petrolchimici a Porto Torres, a Isli, a Ottana e anche a Macchiaretti. Ne voleva costruire anche uno a Lula. Ebbene, nonostante gli incentivi, gli stabilimenti di Isli e Ottana non sono mai entrati in funzione. Tutta la ferraglia è ancora lì e i figli di Rovelli non hanno certo investito in Sardegna. I soldi del nostro piano di rinascita sono stati investiti negli Stati Uniti, lontano da qui, perché è così. Lo sappiamo, noi lo sappiamo da sempre. Sono i popoli più poveri che con i loro soldi finanziano lo sviluppo degli stati più ricchi. È così. E noi in questa condizione siamo un popolo che vive in povertà. Forse il progetto del parco eolico Gomorezza è anche l'occasione, come ha detto Peppe, è anche l'occasione perché tutti noi possiamo iniziare a parlare di progetti comuni, veri, progetti che possano tenere unito questo paese e gli altri paesi vicini. E un'ultima cosa, mi preme dire, la società gamesa ha individuato tutto il territorio di Bitti e parte di quello di Orune, con le sue cartine ben specificate con colori diversi, a seconda dell'intensità del vento, a 100 metri sopra il livello del terreno, come territorio ideale per lo sfruttamento eolico. Questo vuol dire che oltre a questo progetto di centrale eolica ce ne possono essere anche altri, in altri posti diversi da Gomorezza, ma sempre nei nostri territori, e dunque dobbiamo stare attenti. E se è vero che bisogna parlare e avere le informazioni, allora mettiamoci attorno e parliamo e chiamiamo gente che ci spieghi e che spieghi anche ai nostri uomini che lavorano nelle campagne, pastori, quali sono i rischi, i benefici e i pericoli e i danni. Non possiamo andare tutti da soli ad uno.
l'ho già detto anche l'altra volta, nell'intervento dell'assemblea organizzata dal Comitato di Santo Massimo. Ecco, questo mi premeva dire.